Prima il Covid, ora la crisi economica. Sono anni difficili. Le situazioni di forte stress provocate dal periodo di pandemia e negli ultimi mesi dalla situazione internazionale scaturita dalla guerra in Ucraina hanno messo in difficoltà le persone che sempre più spesso hanno cercato conforto nella figura dello psicologo. Lo testimonia l'elevato numero di richieste per usufruire del bonus psicologi. La fascia giovanile è una fascia da tutelare assolutamente con grande attenzione. Lo vediamo anche dai dati del bonus psicologo. Il bonus psicologo ha ricevuto 320.000 richieste circa, di cui riusciremo a rispondere per scarsità di fondi a meno del 12%. Oltre la metà sono di giovani sotto i 35 anni o giovani appunto che stanno iniziando la loro età adulta. Allora proprio per loro è necessario dare tutti i supporti possibili, che siano supporti qualificati e verificabili. In ogni caso, quando c'è un dubbio sulle persone che ci stanno assistendo i nostri cari, sul sito dell'ordine c'è l'elenco degli psicologi abilitati. Tuttavia, in questi anni sono aumentate le segnalazioni di finti psicologi che, approfittando del periodo, si sono improvvisati professionisti pur non essendolo. Ecco allora quali sono i campanelli d'allarme. Se c'è qualcuno che rimane vago rispetto a quella che è la propria professione, o qualcuno che usa dei termini anglosassoni, inglesi, strani, che non sono quelli consueti, allora lì c'è da andare a verificare. L'ordine è qui anche per questo, è qui apposta per tutelare le persone dalla buona pratica professionale, che deve essere quella a cui ci dobbiamo rivolgere tutti nel momento in cui ci sentiamo più fragili. Per questo l'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto ha organizzato insieme alle forze dell'ordine una giornata per mettere in guardia dal rischio di incontrare falsi professionisti che con il loro comportamento mettono a rischio la salute pubblica. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono circa 250 le segnalazioni pervenute, che poi hanno portato a eventuali archiviazioni, esposti di fine, più altri circa altrettanti quesiti a cui abbiamo risposto come commissione, chiarimenti a cui abbiamo risposto come commissione.